No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Let me see what spring is like. Io mi ricordo benissimo che qui in via San Nicolò c'era un maggiore, un ingegnere dell'aeronautica che faceva parte della NASA, era il primo astronauta che doveva partecipare ai corsi di selezione europei e lui l'aveva centrato, è riuscito a entrare. Ricordi di una notte d'estate di 50 anni fa, mezzo secolo da quando c'è stato quel piccolo passo di un uomo nel suolo lunare, ma un grande passo dell'umanità. E i trevigiani ricordano bene quella nottata, come l'architetto Giorgio Fantin. Accendendo la radio ho sentito tutta la storia dell'allunaggio. Quindi non l'ha vista, l'ha sentita? L'ho sentita. Come se la immaginava? Mamma mia, ho detto, ma se mi pare impossibile. Ecco, la prima roba ho detto, mi pare impossibile. Poi mi inizia a raccontare storie ai soliti americani e dopo man mano ho sentito anche a me questo calore di come questi urli che diceva siamo arrivati qua e là, tutte cose. La cosa, venendo a casa mi sono detto Dio cambia il mondo. Poi c'è chi da scrittore, ora come allora, la Luna preferisce pensarla inviolata. Ma devo dire che non mi ha particolarmente esaltato, ma perché l'universo è così immenso che è fatto di miliardi di galassie e ogni galassia ha miliardi di stelle, per cui la Luna nell'ambito era un microbo. Poi c'è il ricordo del preside universitario, allora giovane studente di chimica. Io 50 anni fa ero a Stanford in California, all'università. Che ero borsista e lavoravo là al dipartimento di chimica. C'era un'esaltazione fra gli americani su quella roba, no? E andavamo a vedere alla televisione al Medical Center. Ed oggi, a mezzo secolo di distanza, in questa storia lunare l'indicazione rimane sempre la stessa. Ci ha insegnato che bisogna guardare sempre al futuro, cioè noi vecchi pensiamo un po' anche al passato, ma i giovani devono guardare sempre al futuro, perché è là che avranno il loro avvenire.